conoscere il prossimo aspirante al titolo di Mister Topolini, questo gigantesco ragazzo di nome Jesper. Jesper, è un nome fortissimo, sembra un po' il cartone animato, sai, il fantasmino, come si chiamava? Quello forse era Casper. Infatti. Scusa, è il vino. Va bene, senti, allora Jesper, altezza. 1,87. No, io preciso sempre l'altezza perché non vorrei che voi amici pensiate che io sia basso. In realtà sono loro che sono troppo alti, giusto? Sì. Oh, bene, lui conferma. Allora, Jesper, di dove sei? Origine olandese. Bella, bella terra, belle donne. Ci sono delle donne intorno. No, è vero, perché ogni volta che vedo un olandese sono tutte dei pezzi di fiola. Va bene, cosa fai di bello nella vita? Quanti anni hai soprattutto? No, 25 anni. A 25 anni cosa fai? Lavoro per una ditta consolare turca qua a Trieste. Ok, va bene. Come mai hai deciso di iscriverti al concorso più chiacchierato della regione? Grazie mille, una bella risposta, non scherzo. Per sollecitare vari amici, conoscere altre gente e secondo me sono un ragazzo olandese, sperare nel mondo della moda in Italia. Beh, insomma, tu sai che nella vita non si sa mai. Però dovendo scegliere i stilisti più importanti, quelli a livello internazionale, c'è uno che preferisci, ti piace proprio sfilare per quello stilista? Qual è, caro? Dolce Gabbana, Armani, Gucci? Armani è un po' come il prezzemolo, è dappertutto, bravo, va bene. Senti, anche per te, domandina tattica, mi sei fidanzato? No, sono ancora single. Magari conti di trovare anche l'amore qui a Miss Topolini? Spero anche di sì. Non ve lo dico perché guardate l'occhio di Jesper, ha l'occhio furbo, Lui già si è rifatto l'occhio prima nel backstage, bravo, anch'io mi farei l'occhio. Va bene, hai già scelto il costumino? Sì, anche il mio costume. Va bene, dai, dopo ci andiamo a fare una bella birrazza per brindare. Intanto guarda la telecamera, saluta tutti gli amici di Mister Topolini. In bocca al lupo, ciao!